La montagna insegna il limite ma anche il modo di superarlo, insegna che ogni vetta si conquista con preparazione, prudenza e rispetto. E questo è il messaggio che ha accompagnato la cerimonia del 28° premio Pelmo d'Oro ospitata al Pala Quantin a Ponte nelle Alpi, che da oggi ricorda Giovanni Viel, giornalista e speaker ufficiale delle imprese sportive che hanno lasciato il segno a livello internazionale e presentatore di molte edizioni del Pelmo d'Oro. La dedicano a lui e per questo ringrazio tantissimo l'amministrazione e tutta la comunità di Ponte nelle Alpi per aver pensato a lui in questa struttura che è nata per l'atletica leggera e che è sicuramente uno dei due amori di Giovanni insieme al fondo. Una giornata dedicata ai protagonisti dell'alpinismo e della cultura delle Dolomiti, ma anche ai valori che la montagna continua a trasmettere. Sul palco sono saliti i vincitori dell'edizione 2026. Il Pelmo d'Oro alla carriera è stato assegnato ad Aldo De Zordi, quello per l'alpinismo in attività alla cordata dei gardenesi Martin De Iori, Titus Prinot e Alex Valpot. Il riconoscimento per la cultura alpina è andato a Ernesto Maioni, premi speciali anche al geologo Vittorio Fenti, a Goretta attraverso Casarotto e a Primo Riccardo Bernardi. Andiamo a premiare persone della montagna che vivono in montagna, quindi questa è la cosa più bella. Il percorso che facciamo anche con la giuria di analisi delle varie figure è veramente bello perché scopriamo delle figure che di fatto altrimenti rimarrebbero nell'anonimato. In platea, fra le autorità civili, militari e religiose della provincia, anche il presidente della regione Alberto Stefani, presenza significativa in una terra che rivendica la propria dignità. Noi abbiamo proposto una cabina di regia, adesso abbiamo il vantaggio di poter dare a Belluno circa 99 milioni di risorse che arrivano dall'idroelettrico. Vogliamo fare in modo che queste risorse siano gestite bene, che siano gestite in particolare per i servizi, spesa corrente per i cittadini bellunesi, sanità e sociale, fare un passo in avanti e lo possiamo fare insieme. Un riconoscimento speciale è stato tributato anche alle atlete e agli atleti bellunesi reduci dai Giochi Invernali 2026. Il Pelmo d'Oro continua così a raccontare un alpinismo che non misura il valore solo con la difficoltà di una salita, perché la montagna resta una maestra di vita, educa al limite, alla responsabilità e alla solidarietà e ricorda che sulle pareti, come nella vita, il traguardo più importante non è arrivare prima degli altri, ma saper camminare insieme.